Signori, grazie di essere venuti qua questa sera. Abbiamo i rappresentanti della società Scortea Peseggia e Clodiense Chioggia e noi iniziamo il sorteggio per le semifinali dei playoff del campionato allievi. Nel girone A si è qualificato il Real Martellago, nel girone B Sporting Scorzè Unione Graticolato a pari punti, e stasera stanno giocando per il titolo del girone, e nel girone C Clodiense Chioggia. Per cui è chiaro, mettiamo subito le regole, che Sporting Scorzè Peseggia e Unione Graticolato non potranno incontrarsi tra loro. Ok? Quindi adesso andiamo a inserire i nomi delle squadre nelle palline per effettuare il sorteggio e chiamiamo la prima gioca in casa. Non facciamo doppi sorteggi eccetera, ma quindi la prima squadra che verrà chiamata, verrà estratta, giocherà in casa. Clodiense Chioggia gioca in casa la prima gara. Quindi prospetto squadra. Sì. 23 aprile, domenica 23 aprile. Real Martellago. E quest'anno andiamo a inserirla come nel secondo incontro e giochi in casa. Quindi squadra C. Sì. Quindi contro la Clodiense Chioggia gioca la squadra che viene estratta adesso, Sporting Scorzè Peseggia. Ultima per regolarità, facciamo una verifica, Unione Graticolato. Quindi gli abbinamenti delle semifinali dei playoff per il titolo del campionato allievi 2016-2017 che si disputeranno il 23 aprile la partita di andata e il 30 aprile la partita di ritorno, vedono accoppiate le squadre di Clodiense Chioggia, Sporting Scorzè Peseggia. Prima gara in casa della Clodiense Chioggia. Secondo incontro Real Martellago Unione Graticolato, in casa del Real Martellago la prima partita. Questo tutto regolare? Bene, questo chiudiamo, allora grazie di aver partecipato.